Agricoltura e cultura, un legame che risale alla notte dei tempi e che mai come oggi deve essere riscoperto e valorizzato. Questa è la strada percorsa in Val di Vara, capitale del biologico, dove è andata in scena la quinta edizione del Valle Bio Festival. Nel cuore del borgo di Varese Ligure si sono dati appuntamento e ritrovo oltre 50 produttori provenienti dalla Liguria e dalle regioni limitrofe per mettere in mostra il meglio delle produzioni locali, con stand dedicati alla produzione di formaggio, vino, birra artigianale, capi di abbigliamento, street food, spezie e miele, ma che ha anche saputo offrire lo spazio a momenti di riflessione, eventi culturali, concerti, mostre e convegni sul futuro sviluppo del territorio. Fondamentali questi eventi per tenere vivo quello che è il nostro territorio, ma soprattutto per far sì che l'opinione pubblica si renda conto quanto sia importante continuare a vivere i territori dell'entroterra e quindi dare una mano anche a livello economico a tutte queste attività che continuano comunque a tener viva tutta questa parte dell'entroterra della Liguria. Ai piedi del Castello dei Fieschi il taglio del nastro inaugurale. Tra le tante attività proposte c'è stata anche la presentazione del progetto di realizzazione di un grande cammino in grado di collegare tutta la Val di Vara, illustrato dall'Associazione Antichi Sentieri Liguri. Una rete escursionistica unica che da Bolano arrivi fino a Varese Ligure per poi ridiscendere nuovamente verso Follo, lunga 230 km e suddivisa in tappe della lunghezza tra i 16 e i 18 km. Ragioneremo con una tavola rotonda con le autorità locali e Regione Liguria sui sentieri, l'importanza dei sentieri sulle terre incolte, tanti eventi di approfondimento con laboratori del saper fare e con anche degli argomenti di approfondimento. Questa è una manifestazione importantissima perché raccoglie un mucchio di aziende e poi soprattutto vuole richiamare anche i convegni che ci sono l'importanza del biologico, del far rimanere le persone sul territorio per la tutela dello stesso. Perché non ci possiamo dimenticare che se non ci sono le persone il territorio non può essere tutelato, con tutto quello che ne consegue, che possono essere dagli incendi al dissesto idrogeologico e tutto il resto.